Cosa, Manuele? Un po' per cominciare con te. La corsiata. La corsiata, su titolo della mostra è stesa di su di sterro, la parola di sterro in sardo che narrare a una paese significato. In Orgosolo e in Oliana, il suo loco del monte de Calcare, di sterro che narrare osso, abisso, voragine profonda e larga, dolina in pratica, so di sterro. In sardo il significato è andare fuori, emigrare, lasciare la terra tua. Questa parola in spagnolo, il significato letterale è togliere la terra dalle radici di un albero, di un arbore, oppure togliere la terra dalle radici di un cristiano, di un uomo. E dunque la traduzione è esilio, e dunque no, i giorni dell'abbandono, ma anche i giorni dell'esilio. Io questa mostra l'ho fatta l'anno passato, la prima via in Dure, a Corsa Bissi, sperdita su 1500. Le Dure che sono barrate a Screias, Kimbe Creias, che sei da iniziata sempre manteso, sa spiazza e la iotenie. Intro le due Screias e sa prazza de Oras. E poi è stata la possibilità dell'hacker in Oca e mettere la mano di mandato, ma poi proprio in Oca, in Ballo Verde e non in Nugoro per esempio. Tanto vabbè, no che in Nugoro. E si sono in Oca hanno significato beste, in Ballo Verde. Intanto la mostra racconta principalmente sul conto di ciò che è capitato in Sardegna tra il 1300 e il 1500. Che hanno per diverso motivo essere già ascoltate, t'hanno? Un saluto. Ciao. Andate in buon'ora. Grazie. Ciao. Che hanno per vario motivo capitato un disastro. Dessi patrochento, forse saschento, o forse si detruso, de idas e in abbandonata, sono sperdita. E te potete essere capitato. Sicuramente la peste, sicuramente sa stassa da pagare a sa Repubblica di Pisa, ma vinse la guerra. La Sardegna è invasa da Aragona, però che anno questa guerra che in Arborea, che anno di guerra che hanno impoverito la Sardegna in maniera drammatica. Ed è questa vita, lo schimo di questa vita che oggi è uguale. Sono campagna, restano a paia muros, e schifo sono numeri, dobbiamo ringraziare a soso esattori spisani che hanno catalogato tutte le vite e sono giudicato da allora e le donne hanno catalogato il numero della sua famiglia, dei suoi abitanti, di quanto dobbiamo pagare in tricco, in olio, in denari. Questo sul 1317 1319 io conto questo pintando questa videtta immaginando mille pinto le persone che potevano essere state dal vesto che in questo spanno che mi chiedo sono al facet la pinto in cammino la spinto mezzo zeta scorcata tutto imbolicata in caragliare del giuvrito a Edo del 1300, del 1500, però a Edo de Como. Edo de Como, della Sardegna de Como, non sanno in che è andata a Forasa, due misse Kimbe, tre misse Kimbe, Sovano, chiessi a Forasa a cercare il zetto del travaglio, di vita buona. E scrivono che una ida di due misse abitanti di dove si trovano non manca, non sanno a Sardegna e conto vinse su chieste capitane in altro loco, sente che si imberga della guerra, della carestia, della prepotenzia, del Kurdistan, del Medio Oriente, della Siria, dell'Africa. Questo ha la presunzione di contare. E come iniziamo su questa mostra è scomposta da tre ambienti.
questa conversietta è stata aperta e sistemata da voi dopo 50 anni, già cortita in questa creia, è la prima campata di questa nave, di questa creia di Nostra Signora de Ballovia. In questa prima istanzietta, la spintura sana, non si pinturata una didascalia, e contata la didascalia pura, aiutata, allegre questa pintura. I disegni minori sono salvidasa, salvidedasa sperditasa, queste dure, queste arriscon, queste gorro volennero, queste melatarasa e tante altre numere che accatano sul documento. Io provo a spintare a polesso sul documento, pisano, aragonese, e me lo so immaginato, e sanno sul numero dei suoi abitanti, a solo i 9 vorsi potevano essere questa vita, e a solo così 9 sono nato realmente a vivere in 9 saida perdita. Magari va restato qualche cosa, una creietta, sul resto di una donna. Io provo a spintare, mi la immagino, leggendo questo documento, e l'ha spinto sopra di questo scocureggio, come chi ensano da innanzi, da una notte scorosa di sermentico, e in una salucche e tornano a bitta in una certa maniera. Dopo questa presunzione pintana, che storro la vita. Dopo hai spintato la vita, hai pintato la famiglia, che si imberghe, la famiglia, papà e mamma si piscinetta, che si imberghe dai due sorre. Le sorre è il suo rune, tra i suoi drugani, il suo rune, le sue nuvole. Pinto la famiglia che si imberghe dai due scoros. Questa è la corte Santo Nicola, il nuvole. Pinto la famiglia che si imberghe dai Sant'Efis, la città romana alto medievale, questo è il suo rune. Io che gallo sul domo Sartas, che in questo muro scambia questo domo. Pinto la famiglia che si imberga da Dure a Corsa Bissi. Ma non pinto solo questo, pinto in sasa due figuras. La figura di Efis su Seraco delle dame pintor che in Canne al vento è il suo protagonista, forse un man. Mettami di mano una poetessa a mostrare la Fatima Verde. Che è successo che hanno passato, come tappo te lo mostro in due, sì, su crisi, hanno nato dire che non è una cosa dedicata a Delega in Gartedi, lavorando su per la figura dei Efisi. E io ho cominciato a leggere Torra, Canne al vento e su sotto il romanzo di Delega e a lavorare su per la figura dei Efisi. Tutto si stiu, tutto si vero. Ma io che io non capisco mai niente. Però me lo immagino io, a Efisi arrambato, in questo portale a corsa sono 2 secoli. La dia di sesta, no, la domenica pustisi di domenica e Pasqua. Efisi che è arrivata a Nugoro dai Garteddi, a Reionara Giacinto, e poi in buttata in Ocche. E in Ocche, come si sente, da corsa sul secolo, la sente che è arrivata a sesta che comincia a ligatare sul soldo, diventa petitore. E questa pettina tantos anni, a si basilica sul Martire, su Cossolo, su Maracolo, a Gonare, tutti i santuari che poteva girare pettinne, accompagnando questo secolo. E poi l'ho pintato e disegnato in suo viaggio suo tante e tante arvias, di tanto disegno, di pittura schiappata che sembra questo duo, che parano uguali ma sono diversi. Queste che hanno partiti dai Garteddi a Nugoro, Zucchinara Fratelledda, che avevo piccato una parte minore, e gli pareva di essere sempre vissuto così, sull'orlo di una strada, metà percorsa, metà da percorrere. E l'avevo pintato a costarsi di 2 binari, che possono essere la corsa a Rottetti, ma possono essere sul binario di una galleria di Sosenasto, come Tannaiata, magari a Pettire, a Santo Francisco. E poi l'avevo pintato che hanno il stracco, di Pettire, e che hanno scoperto in stesso miracolo, che il secco che ti accompagna per gli dare luce, non il secco, mettono un secco verso,
chi piccate si incanna, torrata verso Garteddi, però non si fermata in Garteddi, incannata al mare, a Orosei. Camminò tutta la notte, tutto il giorno seguente, giù lungo la vallata dell'Isalle, finché arrivò al mare. Là si gettò a terra. Ecco, l'avevo pintato in questo due momento. E quando sono arrivata in Oche, a Freaglio, giù loco non lo conosco, ma è che quando che là era poco noto, che quando che sarebbe già stato. E idenne questa cortita, poi in Oche devo anche qualche cosa. E avevo cominciato da Freaglio a maio, a proprio la sicurezza della questa mostra, che hanno Soseredes e Alberti hanno accettato sul progetto mio. Io les avevo scritto una lettera a Nanneli su chi queria e io sono accettato, mi hanno accolto, nos hanno accolto, hanno aperto il domo di Sora a noi e nos hanno ospitato. Questa umanità è in cammino che dite in Oche, e in questa cortita, e in questa prima campata della nave della Sacreia, è una umanità che è ospite e ha cattato amparo in questo luogo, però 3 giorni. Abaitate 3 giorni, commenti in questo luogo, questo muro è andato amparo, e sul tempo della guerra ha solo sfallato dal bombardamento di Cagliari, la sua famiglia del Nugro, che viene in Oche, a si salvare, ha cattato amparo. Guys, al Friuli al Measa, commente a custoso che a Kirkaiana amparo al largo della guerra. Siccome venite, abbaitamo una cortita e poi esatero e poi abbaitate a maniera ostra, a piegare ostro.